Allora, anche relativamente agli insegnanti, è vero che vengono anche dal mondo del lavoro, perché tante volte i giovani dicono ma sono anche gli insegnanti stessi che non sono all'altezza delle tecnologie, di tanti aspetti, soprattutto in certe materie che richiedono forse anche una versatilità o un'elasticità di testa diverse, insomma, sono competenze diverse acquisite. Gli insegnanti sono preparati, sono all'altezza delle sfide che si pongono? Hanno molte sfide. Quando un docente in classe prima di tutto ha la relazione, oltre che la preparazione tecnica ma anche didattica. Molte volte si rivolgono a noi dei bravissimi tecnici ma non hanno l'esperienza didattica. C'è chi ha esperienza didattica e non ha conoscenza. Quindi la ricerca di personale per noi è problematica, lo dico, nel senso non è facilissima, soprattutto in alcune aree. Insegnano, Esatto. Per noi abbiamo i docenti di alcune materie, sono docenti abilitati, italiano, matematica, eccetera, ingegneri, economisti, letterati, quindi chiediamo l'abilitazione. Per quanto riguarda però i laboratori, infatti se si va sul nostro sito www.enaip.veneto.it, la sezione più letta, più vista è Lavora con noi e le ricerche che facciamo sono un carrozziere, un meccanico, un cuoco, cioè cerchiamo quelle professionalità, esatto, come un'azienda, cerchiamo quelle professionalità che noi prendiamo dal mondo del lavoro. Però prima di venire inseriti facciamo fare una prova pratica, oltre che i test e il colloquio. La prova pratica è stare in aula e realizzare anche delle operazioni che sono quelle che poi vengono trasferite ai ragazzi. E non è semplice, per cui se arriva un bravo tecnico lo inseriamo comunque in un percorso welcome on board, lo chiamiamo benvenuto a bordo, per cui per un periodo deve imparare, esatto, fa un percorso di inserimento per poi trovare la collocazione importante. Però per esempio in questo momento stiamo cercando chef, stiamo cercando stiamo cercando elettricisti, stiamo cercando, che sono tecnici che devono conoscere oltre la parte impiantistica che è tutta la parte elettronica di domotica, la casa intelligente non è cosa da poco, così come tutta la parte meccatronica, dove nel settore per esempio auto ormai l'elettronica è fortemente integrata. In un'auto prima cosa che fai non è che sviti qualcosa, inserisci i cavi per fare la diagnostica e abbiamo ormai nei laboratori le auto ibride. Noi abbiamo rapporti con alcune grosse aziende che ci danno le attrezzature e macchine, sono case a livello mondiale di primo ordine, non faccio nomi, ma l'ibrido sì, possiamo già immaginarlo. Esatto, quindi sono anche quelle per cui i nostri allievi devono impararla e i formatori chiaramente devono essere un po' più avanti. È un po' una sfida questa, noi dovremmo avere, uso il condizionale perché magari sarebbe l'ideale, avere laboratori e formatori un po' più avanti del sistema, chiamiamolo produttivo. Perché dovrebbero essere quelli che poi propongono l'innovazione stessa. Ma qui aziende, lo sforzo e anche la chiave di volta è un rapporto molto forte, importante, positivo con le aziende stesse. Per cui le aziende stesse sono nostre partner, molte volte ci aiutano nel trovare l'attrezzatura giusta, nel consigliarci, qualche volta ce la donano, perché succede anche questo, caso raro, ma siamo impegnati anche in un progetto che lanceremo di fundraising, perché uno dei temi purtroppo nel sistema scolastico italiano è forse proprio quello delle risorse, che sono risorse umane preparate, ma anche, ahimè, risorse economiche. Qual è il sogno di molti ragazzi che escono da voi, dalla vostra scuola? Io glielo chiedo sempre, ma qual è il tuo sogno? Perché per noi è che trovino la strada giusta, cioè che il loro progetto di vita passi anche per un'esperienza scolastica positiva e poi che trovino il lavoro che non solo li faccia guadagnare, perché è importante ma non è tutto, ma che li faccia, come dire, siano felici in quello che è il loro progetto di vita. Loro spesso alla domanda ma cosa vuoi fare da grande, come facevano a me quando ero ragazzino, è sicuramente quello di realizzarsi. Non mi dicono più voglio guadagnare come qualcuno anni fa, voglio realizzarmi, cerco di essere il più bravo, cerco di meritarmi quello che ho imparato, che farò. Però per tanti il desiderio è anche fare la gavetta, imparare e aprire la propria azienda.
È quasi come fosse, come dire, un punto d'arrivo importante. Questa è una bella cosa, siamo in chiusura, un'ultima cosa, bisogna dirla, corsi di formazione professionale e riqualificazione professionale anche per gli adulti, sì, per chi è uscito dal mondo del lavoro, per chi comunque ha bisogno di ringranare in un certo modo, ne fate anche questi? Sì, noi abbiamo due tipologie di intervento, uno legato a noi lo chiamiamo catalogo, dove uno può scegliere il percorso formativo e chiaramente è rivolto a coloro che lavorano, sono percorsi che sono sia di tipo abilitativo oppure anche di acquisizione di patentini, oppure anche semplicemente di miglioramento delle proprie competenze, non so, anche nel settore amministrativo non ne abbiamo mai parlato, però uno dei settori importanti nostri è anche il settore del commercio, delle vendite amministrativo. E questi catalogo uno sceglie, si attivano di solito in orario serale. Perché? Perché appunto si cerca di mettere assieme lavoro con la possibilità di frequentare, i percorsi formativi vengono attivati 2 o 3 serate alla settimana e sono ricorrenti nell'arco dell'anno. Questi cataloghi vengono aggiornati, sono a pagamento. Poi abbiamo altre attività che sono legate ai servizi al lavoro, i nostri centri, la stragrande maggioranza sono abilitati, sono proprio accreditati per svolgere questo tipo di servizio dove vengono accolti coloro che si trovano temporaneamente alla ricerca di lavoro, vengono su segnalazione del centro per l'impiego, vengono inseriti in un percorso dove in parte li rimotiviamo, consigliamo loro il percorso da fare, li inseriamo nei percorsi formativi e li aiutiamo poi a trovare la collocazione. Non siamo però, ecco, non facciamo intermediazione di manodopera, ma siamo, esatto. Il tempo è volato, io la ringrazio tantissimo di essere stato qui con noi, speriamo di avere ancora l'opportunità di riavervi insieme anche ai ragazzi che danno senza dubbio un bellissimo apporto, una bella testimonianza, che comunque ringraziamo di essere venuti anche se sono rimasti a seguirci dietro le quinte. A voi come sempre di averci seguito, l'appuntamento è a domani, grazie.